La bellunese Laurent Berton, presidente di Confindustria da molti anni, Confindustria Belluno Dolomiti, è in corsa per guidare Confindustria del Veneto. In gennaio scadrà la presidenza di Enrico Carraro. Al suo posto, dice il Gazzettino a pagina 15, si parla dell'attuale leader di Belluno o di un veronese. Ieri la nomina della commissione di designazione che dovrà trovare un candidato con ampia maggioranza. Siamo sulle pagine del Nazionale del Gazzettino, perché chiaramente questa notizia va al di là, va oltre gli interessi così locali del Gazzettino di Belluno, no? Siamo nella parte, nel fascicolo nazionale e ripeto, stiamo leggendo a pagina 15 questo nostro nord-est industriale potente che potrebbe essere guidato dal punto di vista delle aziende più grosse come riferimento dalla nostra bellunese Laurent Berton. A proposito di nord-est importante, a Incastro qui c'è un altro titolo: il nord-est prima meta turistica. Pensate un po', lo dice l'Istat. L'Italia del turismo festeggia un 2023 da incorniciare. Secondo i dati Istat ci sono stati 133,6 milioni di arrivi e 447,2 milioni di presenze. Allora, le presenze sono praticamente i pernottamenti, no? Quindi ci sono stati 133 milioni di persone arrivate per 447 milioni di notti. Ok? Quindi da qui si vede anche che la gente sta 4 notti scarse, ecco, nel Veneto, no? Superati i livelli del 2019. Perché si parla del 2019? Perché poi 2020 è arrivata la pandemia del Covid, quindi non è che puoi fare tanti paragoni con l'anno del Covid. L'anno prima si viaggiava ancora benissimo, ecco, siamo sopra. L'anno scorso è stato segnato anche dalla forte ripresa della componente straniera, il 52,4% del totale, cioè nel Veneto la maggior parte dei turisti non sono italiani, sono stranieri, 234,2 milioni. Circa 70, qui si parla probabilmente dei pernottamenti, circa 72 milioni le presenze in Veneto, Venezia da sola ne fa 12,6 milioni, questi dati generali erano, adesso stiamo parlando del Veneto. La regione preferita dai turisti e anche dagli stranieri, il Veneto. Il turismo nel Veneto continua ad affermarsi con cifre da record e si conferma il pilastro della nostra economia con circa 72 milioni di presenze, avverte il presidente regionale Luca Zaia. Con 176,2 milioni di presenze, il nord-est è la ripartizione geografica italiana preferita dai turisti. Meno entusiasmanti i dati ancora provvisori sull'estate 2024, parlano del dato nazionale, però noi sappiamo che in provincia di Belluno invece è andata molto bene. Quindi insomma noi guardiamo avanti e guardiamo con fiducia. Guarda chi c'è, pagina 17, l'abbiamo appena intervistato sull'Amico del Popolo, c'è Zero Calcare, originario di Seren del Grappa, il famosissimo fumettista, famoso a livello internazionale, insomma fa parlare di sé perché non vuole andare, non andrà né lui né l'editore alla fiera dei libri dedicata a Giulia Cecchettin, alla memoria di Giulia Cecchettin, perché è stato invitato anche il giovane filosofo Leonardo Caffo, filosofo e scrittore, che però ha in piedi un'accusa di maltrattamenti alla compagna ed è un po' paradossale che venga invitato a una cosa per Giulia Cecchettin. Ecco, questo è il pensiero, per cui Zero Calcare non ci sarà e questa cosa diventa una notizia di rilievo nazionale, vista l'importanza di questo nostro fumettista di origine bellunese, ripeto, di Seren del Grappa. Se andate sull'Amico del Popolo di questa settimana, oggi vi arriva nelle case, troverete l'intervista di Martina Riolon. Belluno, prima pagina del fascicolo locale, è stato lui a uccidere, 22 anni, vengono chiesti per chi? Per Pedro Sanchez, processo, va avanti il processo per l'omicidio di Fener, mamma mia, quanta fatica a ricostruire quello che è successo quella notte, quella sera, quando è stato ucciso Antonio Costa con il suo stesso coltello. Veramente è stato difficilissimo, è difficilissimo
ricostruire. Processo per l'omicidio di Fener, la procura, dice il titolo di apertura sul Gazzettino di Belluno, ha chiesto la condanna di Sanchez e l'assoluzione dell'altro imputato. Attenzione, questa è la richiesta della procura, bisognerà vedere poi, sentire tutte le parti e bisognerà soprattutto attendere l'esito del giudice, la conclusione insomma del processo. Il minuto dell'aggressione ricostruito anche con un video, il PM, testimonianze difficili, ve lo dicevo prima, è una comunità molto solidale. È stato Pedro Livert Domínguez Sánchez a uccidere Costa. Su questo non vi è dubbio, ha inferto almeno 2 coltellate, voleva uccidere. E questa è la foto, c'è anche la foto dell'imputato, mi raccomando, imputato, non è colpevole ancora. Né è certo, questo era un virgolettato del Gazzettino Bonetti che ne scrive, né è certo il PM Alberto Primavera, che ieri al termine della sua requisitoria ha chiesto 22 anni per l'imputato in carcere da maggio 2023 con l'accusa di omicidio volontario. La serata del 6 maggio 23 al Kangur Bar di Fener culminò quella serata con l'omicidio di Antonio Costa dopo le sue attenzioni a una ragazza minorenne all'interno del locale frequentato da dominicani. Chiesta invece la soluzione per il co-imputato Junior Sedano Sanchez, indagato a piede libero. Vi dicevo prima del turismo, no? Ecco, questa stagione invernale, siamo già in inverno, farà un po' fatica a decollare e sapete perché? Eccolo qui il titolone sul Gazzettino in prima pagina. Fa troppo caldo, rinviata l'apertura delle piste da sci, impossibile compattare la neve, Ski Civetta sposta la data di 7 giorni, sperando. Da sabato si amplia l'offerta sciistica sulle Dolomiti, non si tratta però di un'apertura generalizzata di tutti i comprensori, scrive Andrea Cipriani. Ciao Andrea. Chi l'attende dovrà pazientare fino alla prossima settimana. Da un paio di giorni le temperature si sono alzate, rallentando la preparazione delle piste. Per questo motivo sullo Ski Civetta le primissime piste non saranno disponibili da sabato 30 novembre, come annunciato in precedenza, ma verranno aperte dal 7 dicembre. Quindi si fa in tempo per l'importante dal punto di vista turistico Ponte dell'Immacolata, però con un ritardo, e speriamo che le temperature rendano possibile il preparare la neve. A proposito di questo, salto sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, dove attiro la vostra attenzione non tanto sul titolo di apertura, poi andrete ad approfondire giochi sponsor milionari, le aziende venete prudenti, perché la quota minima richiesta per diventare partner delle Olimpiadi sarebbe di 2 milioni. Ma volevo, anche qui trovate tra l'altro l'articolo sull'esito del processo, fin qui, insomma, l'accusa del PM su Dominguez, l'omicidio di Costa. Volevo tirare la vostra attenzione su queste 2 fotografie, novembre 85, sì che non tanti anni fa, e novembre 2024, la Marmolada. Fa impressione, fa veramente impressione. Il ghiacciaio della Marmolada oltre ad essersi ampiamente ritirato, è tuttora scoperto di neve. Lo studio del glaciologo Franco Secchieri, siamo alla catastrofe. Marmolada, il ghiacciaio è ai minimi, scarsa anche la neve fuori stagione. Qui vedete le creste, c'è Punta Rocca e Punta Penia, quassù c'è la capanna resa famosa dalla presenza di Carlo Budelle e delle sue fotografie, questa è l'altra punta della Marmolada, qui c'è l'arrivo della funivia sommitale, questa è la traccia della pista, vedete, vi sto indicando con il mouse, e qui c'è la stazione intermedia dove c'è l'incredibile museo della Grande Guerra in Marmolada. Però guardate, il contesto è di una Marmolada priva di neve, oltre che di ghiaccio, mentre guardate sopra, 1985, non parliamo di foto di un secolo fa, la situazione era completamente diversa e quella neve sopra il ghiaccio, pur essendo poca in questa fotografia, consentiva di mantenere il ghiacciaio. Qui invece è chiaro che si va sciogliendo tutto. Così, sentivo importante mostrarvi, insieme alla notizia del fatto che le piste in civetta rimandano l'apertura per troppo caldo, ecco, mi pareva importante mostrarvelo qui cosa fa il troppo caldo. Più chiaro di così, insomma, guardate che differenza. La povera Marmolada, il povero ghiacciaio della Marmolada. Pensate che quando l'Amico del Popolo faceva le inchieste sul ghiacciaio, sui confini, eccetera, parliamo di una ventina d'anni fa,
Ricordo volentieri che una volta sono andato su a vedere di persona i segni del confine con Massimo Ottone, così lo ricordiamo anche, che purtroppo è scomparso in tempi recenti, e con Massimo eravamo arrivati qui dove vi mostro con la manina del mouse, amici di Radio Piave, poi andate a vedere, e qui c'era ancora, qui cominciava il ghiacciaio, qui si camminava sopra il ghiacciaio a lato del Sasso delle 11 verso la parte sommitale, qui c'era ghiaccio e adesso non ce n'è più, erano metri e metri di strato che se n'è andato, è incredibile. Allora, tornando ancora un attimo sul Gazzettino di Belluno, volevo farvi vedere ancora 2 o 3 notizie, 2 o 3 titoli. Palaghiaccio di Feltre, arrivano altri 2 milioni, nuovi interventi in vista per il Palaghiaccio, c'è la foto di un cantiere, si riferisce a una scuola moderne, sicure ed efficienti, ecco le nuove scuole, realizzate con i fondi del PNRR, 9 scuole. Belluno, sulle Corriere Dolomiti Bus, gli avvisi contro le truffe, che vuol dire che ci sono, no? Belluno, Vignato attacca, questa è la giunta delle tasse, ha detto, e in basso il titolo con la foto di Alfredo Comis, ex parlamentare, sindaco di Santo Stefano, comuni senza personale, così perdiamo 9 milioni. Ma volevo attirare in chiusura di questa rassegna la vostra attenzione su questa foto terrificante, questo cassonetto dell'umido in centro a Belluno, pieno di filoni di pane, con la miseria che c'è. La vergogna in centro, filoni di pane abbandonati nel bidone dei rifiuti. Il bidone dell'umido pieno di filoni di pane, un'immagine shock per molti perché il pane è l'alimento più sacro. La foto è stata scattata ieri sera vicino all'auditorium in Piazza Duomo, proprio di fronte alla Basilica, laddove il pane diventa il corpo di Cristo. Qualcosa di buono però è stato fatto, l'hanno buttato nel bidone giusto, usa ironia il Gazzettino di Belluno. Con questo mi fermo qui e vi auguro una buona giornata, seguiteci su Radio Piave in blu, seguiteci su www.amicodelpopolo.it. State con noi, grazie per la vostra fedeltà, metteteci un like, condividete questa rassegna così la facciamo circolare, la facciamo conoscere. Ecco. Grazie a tutti e buona giornata da Luigi Guglielmi, ciao.